con Paolo Mischiati, un polesano che abita a Cuba, lavora a Cuba, ha sposato tra l'altro un abitante di Cuba. E naturalmente ti vogliamo chiedere com'è la situazione Covid. Ci eravamo sentiti l'anno scorso più o meno in questo periodo e c'erano grosse difficoltà anche a Cuba, specialmente per chi doveva rientrare in Italia. Com'è la situazione oggi all'8 di aprile 2021? Dunque, allora, se vogliamo fermarci nell'isola della gioventù dove io vivo, oggi fortunatamente non c'è nessun caso, anche ieri, quindi la situazione sta veramente avendo uno sviluppo positivo e la popolazione è molto più serena. Hanno chiuso ovviamente tutte le comunicazioni attraverso via marittima e via aerea e con dei grandi controlli, tanto è vero che quando io sono entrato tutti coloro che entrano dall'esterno, dall'esteriore o dagli stranieri sono obbligati a fermarsi una settimana in quarantena sotto controllo medico, quindi tutto quello che entra è molto sorvegliato. Quello che dà da pensare è il malcomportamento della popolazione di Habanera, o meglio quello della capitale, che praticamente sembra sfuggita un po' di mano, perché alla capitale ci sono tanti casi e non riescono a fermarla, tanto è vero che Mattia Canel Diaz, il presidente attualmente al posto di Castro, ha deciso di prendere una soluzione drastica, quella di mandare in quarantena, chiudere tutte le attività, mettere sotto collasso praticamente la capitale. Tanto è vero che abbiamo un problema grande che arriva dal Brasile, che è la terza ondata, e lì hanno fatto ieri 4.000 morti, non so, pazzesco, e lì i contagi sono alti ed è presto passare dal Brasile al Venezuela e dal Venezuela a Cuba, perché sai che la maggior parte dei cubani vivono e lavorano a Cuba e puntualmente ogni 2 o 3 mesi fanno rientro nella nazione cubana, anche se Cuba ha un vaccino suo, ne ha 2 ed è pronta a somministrarlo alla popolazione al più presto. Credo che già questo mese inizia ed è suo, non si parla di Sputnik o di altri prodotti che si trovano a livello mondiale. Giustamente hai sottolineato, Cuba ha fatto un suo vaccino, perché Cuba, tra le eccellenze che ha, è anche nel settore dell'ospedaliero e della sanità. E quindi hanno già cominciato a vaccinare? Allora, i medici, i professionisti del settore, come i medici e infermieri, in buona parte della città lo stanno sperimentando. Volevo aprire una parentesi a favore dei medici, che mia moglie è un medico. I professionisti stanno sperimentando un altro vaccino che è molto considerato dai professionisti. Però volevo aprire una parentesi a favore e a sfavore della mia patria, che è l'Italia. Gli italiani l'anno scorso hanno accettato a braccia aperte i medici cubani che sono impegnati senza nessuna retribuzione economica, e questo lo si sa a livello mondiale, l'hanno fatto solamente per un'azione umanitaria. L'altra settimana l'Italia ha votato a sfavore, cioè ha votato a favore per non levare le sanzioni a Cuba. Questa è una vera vergogna del nostro governo, dove non riconoscono i diritti umani e soprattutto l'aiuto che questa nazione ha dato all'Italia in un momento tanto critico, tanto difficile come l'anno scorso. Chiudo questa parentesi, ritorniamo a parlare di quello che è il fenomeno del Covid, che qua è praticamente togliendo tutto quello che è il turismo, si leva l'80% di quello che sono le entrate all'interno di questa nazione. E tutto per lottare contro questo fenomeno. Il sabato e la domenica è obbligatorio rimanere in casa senza mai uscire, cioè sono 2 giorni che praticamente diventano una mini quarantena. Tutti i cubani si chiudono e non possono uscire, non c'è permesso nulla, assolutamente. Sabato e domenica chiuso. Alle 6 di sera c'è il coprifuoco, non esce nessuno.
Paolo, ti ringrazio e naturalmente ricordo ai nostri ascoltatori che Paolo è un tagliolese che abita a Cuba, ha sposato una cubana, ha avuto appena un figlio, quindi lo sottolineiamo e ci fa piacere. Noi ne approfittiamo di te, quando abbiamo qualche domanda ti chiamiamo perché sappiamo sei disponibilissimo e naturalmente sei ancora innamorato del Polesine. Io sono nato lì, il cuore lì, però l'amore ti porta in altri lidi.